Sconfitta con punteggio tennistico per il Marsala 1912 al Vincenzo Presti di Gela in occasione della 30ª ed ultima giornata valevole per il campionato di eccellenza Girone A. Al termine di un match valevole solo per la statistica, essendo gli azzurri matematicamente salvi e i gelesi già sicuri dei playoff nazionali, Genesio e compagni hanno incassato un sonoro 7-0, frutto probabilmente non solo dei differenti valori in campo, ma anche delle diverse motivazioni. Nonostante il passivo, i marsalesi hanno iniziato la gara con il piglio giusto e ancor prima che finisse il primo giro di lancette sono andati vicino alla rete del vantaggio al termine di una bella azione corale. 2 minuti dopo, altra bella ripartenza di Erbini che non trova il passaggio filtrante per Pedalino. La reazione dei gelesi non tarda ad arrivare. Al 6° minuto su cross di Prestia, Concimano inizia la sua personale sfida con Furnari, bravo nella circostanza a respingere la conclusione ravvicinata. 1 minuto dopo Savasta si mette in proprio e dopo un bel controllo conclude con il mancino senza però impensierire oltremodo Furnari. Al 9° minuto altra ripartenza del Marsala con Mangiolacina che serve Lettieri, bravo quest'ultimo ad eludere l'intervento del portiere e a depositare in rete, ma gioco fermo perché in posizione di offside. Al 14° la prima rete dei gelesi, lancio di Bossa, perfetto inserimento di Concimano che ruba il tempo a Capitan Genesio, conclusione respinta da Furnari e facile tap-in di Savasta che deposita in rete l'1-0. La risposta dei marsalesi si concretizza con un colpo di testa centrale di Lettieri su cross di Genesio. Al 20° doppia occasione per i locali. Giardina perde palle in uscita e Concimano tenta la conclusione da fuori, la traversa salva Furnari. Sugli sviluppi dell'azione ci prova ancora il numero 10 gelese, ma il guardapali azzurro devia in corner. Sul successivo angolo Capitan Tuvé si inserisce bene, di testa deposita in rete il 2-0 con la complicità della difesa lilibetana. Al 28° il Marsala ci prova su punizione, la conclusione di Mangiolacina viene deviata dalla barriera, idem il successivo tiro. La palla arriva sui piedi di Pedalino che calcia con il mancino impegnando Valenti. Alla mezz'ora il Gela cala il tris al termine di una bella azione iniziata e conclusa da Vincenzi. Il numero 11 biancazzurro sulla 3/4 scarica sull'out di sinistra e si invola in area avversaria insaccando di testa la rete del 3-0. Prima del duplice fischio da segnalare un salvataggio sulla linea di Petrucci su tiro del solito Concimano e una conclusione in diagonale di Mangiolacina terminata al lato. Nella ripresa, come nel primo tempo, buon avvio degli azzurri. Prima ci prova Pedalino da fuori aria chiamando alla respinta in corner Valenti, poi Trifolò si inserisce bene sull'out di destra ma la conclusione termina a lato. Al 53° Concimano si mette in proprio e dopo una serie di finte conclude dal limite senza inquadrare lo specchio della porta. 1 minuto dopo ci prova di testa ma Furnari respinge negandogli la gioia del gol. Al 55° ancora una conclusione di Concimano dal limite che fa tutto bene tranne il tiro che si spegne sul fondo. 1 minuto dopo finalmente Concimano può esultare. Sugli sviluppi di un corner, perfetto cross di Prestia e colpo di testa vincente del numero 10 gelese. Il Marsala, sotto 4-0, cerca invano la rete della bandiera. Discesa di Capitan Genesio, perfetto cross al centro e Valenti anticipa Lettieri pronto per la deviazione ravvicinata. Al 66° ci prova anche il giovane luminario che conclude dal limite senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 70° il Gela fa cinquina, punizione battuta dal neoentrato gigante e ancora perfetto inserimento di Capitan Tuvé che di testa batte nuovamente Furnari nella circostanza sfortunato perché aveva anche trovato la deviazione. 2 minuti dopo c'è gloria anche per Arcidiacono che, forse in posizione regolare, controlla bene un perfetto assist di Concimano e deposita in rete alle spalle di un incolpevole Furnari. Il Marsala ha anche la chance per siglare la rete della bandiera, infatti al termine di una bella azione tra Lettieri e Mangiolacina, quest'ultimo viene atterrato in area di rigore e il signor Russo 10 Reale non ha dubbi e decreta il penalty. Dopo un dialogo tra i due attaccanti marsalesi, sul dischetto si presenta Mangiolacina che incredibilmente calcia fuori. Bello il gesto di Lettieri che va a consolare il compagno. In pieno recupero, sull'ennesima disattenzione difensiva del Marsala, Arcidiacono non si fa pregare e segna il suo secondo gol personale. Una sconfitta pesante per 7-0 che, come detto, serve solo ai fini della statistica e che è certamente una punizione severa per Genesi e compagni che dopo il triplice fischio sono andati a ringraziare i 5 tifosi azzurri giunti al Vincenzo Presti di Gela.